Benvenuti al quinto incontro con la storia d'Italia. Tratterò dell'ingresso dei bersaglieri nella storia con riferimento alla prima guerra di indipendenza e alla Repubblica Romana. Sono ormai trascorsi 12 anni da quando i bersaglieri hanno fatto il loro ingresso nella storia d'Italia, pronti a dare il loro contributo di sangue. I fanti piumati furono costituiti all'inizio del 1800, quando in Italia si respirava aria impregnata di romanticismo e gli italiani risentivano dell'influenza filosofica, letteraria e politica delle idee di cui erano banditori Berchet, Pellico, Erminia Fusinato, Nievo, Manzoni e l'esponente più alto della spiritualità risorgimentale, Mazzini. E i bersaglieri regolari e volontari, gli uni e gli altri espressione del romanticismo, non soltanto nel gesto e negli aspetti pittoreschi, non potevano non essere manifestazioni di quella corrente e perciò inclini alla suggestione del cuore, al riverbero degli eroismi, si dà a intraprendere la guerra del 1848 con le più accese aspirazioni di libertà e rivendicazione di indipendenza. Un buon cammino è stato compiuto, ma una lunga strada di sacrifici, di sangue, ma anche di gloria li attende. Il risorgimento italiano è incominciato. Il momento storico. I tempi risultarono maturi nel 1848, quando a similitudine di quanto accadeva nel resto del continente, la rivoluzione popolare di Parigi, seguita da quella liberale e borghese di Berlino, divampò l'incendio rivoluzionario che costrinse i sovrani a concedere costituzioni più o meno liberali, dopo che Ferdinando II di Borbone ebbe varato una costituzione l'11 febbraio 1848 sul modello di quello francese del 1830, altrettanto dovettero accettare di fare i regnanti di Toscana 17 febbraio 1848, di Piemonte il 4 marzo 1848 e della Chiesa il 14 marzo 1848. La rivoluzione dilagò anche a Vienna il 13 marzo 1848 e dello squilibrio dell'impero approfittarono prima Venezia, che insorse il 17 marzo 1848 ed il 21 marzo proclamò la nascita della Repubblica di San Marco, e poi la Lombardia, dove in conseguenza delle 5 giornate di Milano dal 18 al 3 marzo 1848, il maresciallo Joseph Radeschi, governatore e comandante delle truppe imperiali asburgiche, fu costretto a disporre il ritiro dalla città verso il quadrilatero costituito dalle fortezze di Mantova, Peschiera, Verona e Legnano. Dalla ventata rivoluzionaria vennero investiti anche i ducati di Modena e di Parma, dove le popolazioni insorte costrinsero i rispettivi sovrani alla fuga. Per quanto riguarda i bersaglieri, nel 1848 vediamo in vita 2 battaglioni, di cui il primo battaglione, costituito con decreto regio del 6 dicembre 1841, è comandato dal maggiore Savant. Il secondo battaglione, costituito il 28 aprile 1848, è comandato dal maggiore Muscas. L'insurrezione di Milano del 18 marzo 1848 infiamma i cuori ed il re Carlo Alberto dichiara guerra all'Austria il 23 marzo 1848, la prima guerra della nostra indipendenza. All'armata piemontese si unirono contingenti inviati dal Granducato di Toscana, dallo Stato della Chiesa, dal Regno delle Due Sicilie, le truppe mobilitate dal governo provvisorio lombardo ed i volontari provenienti dai vari piccoli stati del centro della penisola. Il battesimo del fuoco avvenne il 6 aprile a Marcaria, sul fiume Oglio, dove, in un breve scontro con una pattuglia di ulani, i bersaglieri ebbero il primo caduto per l'indipendenza d'Italia, il bersagliere Giuseppe Bianchi di Poglie in provincia di Nizza. Il primo combattimento vero e proprio si ebbe a Goito, sul Mincio, Mantova, l'8 aprile 1848. Da Marmora stesso, col grado di colonnello, alla testa della seconda compagnia, guida l'unità all'attacco tra le macerie del ponte semidistrutto dal nemico che lo difendeva. La Marmora viene ferito sia alla mascella inferiore
e sia al collo ed è curato dal dottor Gaetano Lai, primo ufficiale medico del nuovo corpo. Il capitano dei bersaglieri, Saverio Griffini, accortosi che la Marmora, ferito, non era più in condizione di tenere il comando, evitò con prontezza quell'attimo di smarrimento che sarebbe stato fatale agli uomini del reparto presi d'infilato dal tiro nemico. Si pose alla testa del reparto, conquistò di slancio il ponte e, giunto sulla sponda opposta, catturò 53 soldati austriaci e vari cannoni. Fu il primo insignito di medaglia d'oro a valor militare durante le guerre di indipendenza. Tra i bersaglieri cadde al Goito, stroncato da una palla in pieno petto, il sottotenente Demetrio Galli della Mantica, primo ufficiale caduto per l'indipendenza. Ma la guerra contro l'Austria continua e le esaltanti vittorie di Goito, Pastrengo del 30 aprile 1848, dove la carica degli squadroni di carabinieri a cavallo salvò il re e risolse vittoriosamente la battaglia, di governo infiammano i cuori. A metà maggio la coalizione anti-austriaca si sfaldò, prima lo Stato della Chiesa e subito dopo il Granducato di Toscana ed il Regno delle Due Sicilie ordinarono il ritiro delle proprie truppe. Al fianco dei piemontesi rimasero solo i volontari ed il generale Guglielmo Pepe, che, con pochi seguaci, andò a sostenere la Repubblica di San Marco. Ma la storia ci dice che dopo le esaltanti vittorie già citate ed altre alterne vicende, dove sempre rifulse il valore dei soldati regolari e dei volontari, come quelle di Toscana, che arrestarono a Curtatone e Montanara, Mantova, il 29 maggio 1848 gli austriaci, permettendo l'ordinato ritiro delle truppe piemontesi sul Mincio, venne la sconfitta di Custozza, Verona, il 25 luglio 1848 e l'ingresso degli austriaci a Milano il 6 settembre 1848, costringendo i piemontesi al ripiegamento sul Ticino. Il 9 agosto 1848 fu firmato l'armistizio di Salasco, che obbligava i piemontesi a lasciare il Lombardo-Veneto. Tale provvedimento di fatto abbandonava alla Repubblica di San Marco la sua sorte, ma la lotta proseguì sotto la guida di Daniele Maninni e del generale Guglielmo Pepe fino al 30 agosto 1849. In Piemonte Re Carlalberto, che aveva tentato di ottenere condizioni di pace decorose dagli austriaci, fu costretto a tentare nuovamente la via delle armi il 12 marzo 1849, venendo meno alle condizioni di cui all'armistizio di Salasco del 9 agosto 1848. Il re fu indotto dalle circostanze politiche a nominare comandante in capo il generale polacco Alberto Zainowski, affiancandogli come capo di Stato Maggiore il generale Alfonso La Marmora, il quale accettò per puro spirito di disciplina. Il 22 marzo 1849 le truppe asburgiche, molto forti e preparate, a differenza di quelle piemontesi, vinsero nella battaglia di Novara o della Bicocca, dal nome del sobborgo a sud-est di Novara, dove si è combattuto più aspramente. Il re Carlalberto abdica a favore del figlio Vittorio Emanuele II, che fra le 14 e le 15 del 24 marzo 1849 a Vignale, 4 chilometri da Novara, trattò l'armistizio con il maresciallo Radeschi. Alla nascita di Vittorio Emanuele II, avvenuta il 14 marzo 1820, il poeta Luigi Ciprario compose dei versi profetizzando: «A te, commesso, è d'Italia il destino». Il comportamento dei bersaglieri sui vari campi di battaglia ha ampiamente dimostrato che la speranza in essi riposta dal fondatore e dai fautori non è caduta nel vuoto. Scrive lo storico torinese Pietro Fea. Le prove di valore che i bersaglieri avevano dato nel 1848, la gloria della quale eransi ricoperti a Goito, alla Corona, a Governo e in tanti altri scontri, se non distrussero tutte le avversioni che avevano accompagnato la loro comparsa, tuttavia i bersaglieri destarono nel paese la più viva ammirazione, stabilendo subito in modo pressoché incollabile la loro fama. Ma non tutti si rassegnarono alla resa. I bresciani alla fine di marzo insorsero e si batterono strenuamente prima di arrendersi. Vanno ricordate le 10 giornate di Brescia. In sintesi, gli austriaci riportarono a Firenze il Granduca Leopoldo II
e i Borboni si reinsediarono in Sicilia, dove i separatisti, con un governo ed una costituzione propri, continuavano i sommovimenti rivoluzionari. Del resto non v'è sconfitta irrimediabile, fata viam invenient. Il fato troverà la via di Venezia, di Roma, di Trieste sarà trovata, e dopo tante cadute e riprese si dirà che la fortuna d'Italia prese l'ali sul campo di una battaglia perduta. Al termine della prima guerra d'indipendenza, ancorché sconfitto, il Regno di Sardegna divenne l'unico Stato che potesse realizzare l'unità d'Italia. Infatti, in Piemonte accorsero migliaia di volontari che, inquadrati nei reparti bersaglieri volontari, nel 1849 presero parte alle riprese dell'ostilità. Ma la sconfitta di Novara comportò tra l'altro anche lo scioglimento di tutti i reparti volontari, dei quali ne ritroveremo alcuni subito dopo a Roma, dove erano in atto le operazioni della Repubblica Romana, che stavano creando i prodromi di quello che accadrà di qui a 20 anni nel 1870 con la presa di Porta Pia. Fra questi volontari bersaglieri è doveroso ricordare Goffredo Mameli, Luciano Manara e Nino Bixio. Nella città abbandonata dal pontefice Pio IX, il quale si era rifugiato a Gaeta, da dove si rivolse alle grandi potenze cattoliche perché venissero in suo aiuto, un'assemblea costituente composta da 101 deputati eletti il 9 febbraio 1849 con suffragio universale proclamò la Repubblica che, come vedremo, durò solo 5 mesi, dal 9 febbraio al 4 luglio 1849. Tuttavia, quella della Repubblica Romana fu un'esperienza significativa nella storia dell'unificazione italiana, che era l'obiettivo della stessa Repubblica. In quei pochi mesi, infatti, Roma passò dalla condizione di Stato tra i più arretrati d'Europa a banco di prove di nuove idee democratiche, ispirate principalmente al mazzinianesimo, fondando la sua vita politica e civile sui principi dettati dalla nascente prima Costituzione, quali in primis il suffragio universale maschile e femminile, l'abolizione della pena di morte e la libertà di culto, che sarebbero diventate realtà in Europa solo un secolo dopo. Il mese successivo la stessa Assemblea affidò la guida della Repubblica a un triumvirato composto da Aurelio Saffi, Carlo Armellini e Giuseppe Mazzini. All'appello di aiuto del Papa risposero l'Austria, la Spagna, il Regno delle Due Sicilie e soprattutto la Francia repubblicana di Luigi Napoleone Bonaparte, le quali in tempi diversi con i rispettivi eserciti invasero i territori dello Stato romano. A Roma intanto, insieme a quelli di Garibaldi, erano accorsi migliaia di volontari, fra i quali i già citati componenti dei reparti disciolti in Piemonte all'atto dell'armistizio. Con l'arrivo a Roma di un contingente francese forte di 30.000 uomini guidati dal generale Nicolas Oudinot, inizia la battaglia finale nella quale dal 3 al 30 giugno si scrisse l'epopea del volontarismo italiano e della Repubblica Italiana. In essa persero la vita migliaia di volontari, fra questi innumerevoli eroici bersaglieri, Mameli, Rozzar, Mancini, Signori, Scipioni ed Enrico Dandolo, quest'ultimo fino alla fine alla testa della sua seconda compagnia bersaglieri. E al di là dei nomi, in quei giorni si registrarono gli episodi più splendidi della difesa romana. Bersaglieri, 2 o 3 volte feriti, si lanciarono all'attacco per morire accanto agli amici falciati dal fuoco tremendo degli chassepot francesi. E così caddero Emilio Morosini, Pietra Mellara, Angelo Masina, Antonio Masetti in un dramma eroico che fa dire a Manara, uno degli ultimi a cadere il 30 giugno a Villa Spada: il nostro dramma volge al suo fine, forse pochi giorni ancora e poi quest'ultima pagina di storia italiana sarà chiusa, ma per Dio si dovrà chiudere onoratamente, suggellato dal sangue di 1000 martiri. Prima di morire ebbe modo di scrivere in una lettera all'amica Francesca Bonacina Spini, detta Fanni, le memorabili parole: noi dobbiamo morire per chiudere con serenità il 48, affinché il nostro esempio sia efficace dobbiamo morire. Un martirio cui però pose fine l'Assemblea, la quale, per non sottoporre Roma a inutili distruzioni, decretò la fine della Resistenza. Garibaldi non accettò la resa e con un contingente di armati iniziò la ritirata verso Venezia,
portando con sé la moglie Anita incinta e malata, la quale morì durante la fuga a Ravenna. Mazzini riprese la via dell'esilio. Il 3 luglio le forze francesi entrarono in Roma. La storia raccontata dai protagonisti dell'epoca ci tramanda l'episodio della morte di Morosini, l'eroe citato prima, che ha dell'incredibile per i suoi contenuti umani. I francesi, dopo un nutrito fuoco di artiglieria sul Gianicolo, effettuato la notte tra il 29 e il 30 giugno 1849, trascorse la festa di San Piero e Paolo, alle 2 del mattino del 30 attaccano con preponderanti forze Porta San Pancrazio. Si cerca di contenere le infiltrazioni in vari settori della difesa e proprio a tale scopo venne mandato un manipolo di bersaglieri lombardi guidati dal tenente Emilio Morosini, appena 18enne, forse il più amato di tutti i giovani lombardi di quel battaglione. Egli era l'esempio, la meraviglia di tutto il battaglione per la sua angelica e simpatica bontà, tanto da essere chiamato l'angelo custode per l'illibatezza della sua condotta e la severità inalterabile dei propri principi. Ma i francesi sopraffecero il bersagliere ed il Morosini, ferito al ventre da un proiettile, da un colpo di baionetta, si accascia al suolo. 4 dei suoi uomini lo posero su una barella di fortuna. Così narrò poi Emilio D'Andro. Favoriti dalla confusione si avviarono correndo verso Villa Spada. Ma questa era già circondata. Si imbatterono quindi nei francesi, che gridarono da lontano: «Chi vive?» «Prigionieri», rispose il Morosini con voce fioca. Ma i nemici, temendo forse un inganno, si avventarono con la baionetta spianata. Raccontò poi uno dei bersaglieri che portavano il ferito che, trovandosi circondati e minacciati nella vita da nemico inferocito dalla battaglia, avevano deposto la barella e tentato di salvarsi fuggendo. Ma fu visto quel povero giovinetto di tenente alzarsi ritto sulla barella insanguinata e, messo mano alla spada che gli giaceva al lato, continuare lui, che era già morente, a difendere la propria vita, finché, colpito un'altra volta al ventre, si accasciò di nuovo sulla stessa barella e versare dell'altro sangue. Commossi a così tanto e sventurato coraggio, i francesi lo raccolsero e lo portarono all'ambulanza di trincea. Questo solo io posso dire di sicuro, che visse altre 30 ore, rassegnato, pregando, parlando della sua famiglia e strappando le lacrime ai nemici stessi che accorsero a frotte per vederlo come se fosse una meraviglia. Il mattino del 1 luglio spirò serenamente. L'Udinò stesso, intenerito, raccontò queste cose in una lettera alla madre del Morosini, teneramente devoto a lei e alle sorelle. Quando l'avevano sollecitata a non lasciarlo andare alla guerra, ella aveva risposto: «Do al mio paese tutto il meglio che possiedo, il mio unico e adorato figlio». A termine il quinto incontro con la storia d'Italia.